Il 22 ottobre prossimo è una data storica per noi veneti. Possiamo andare tutti a votare per chiedere l'autonomia. È un passo importante, succede dopo 150 anni da un plebiscito che ha avuto il 99,9% di adesioni, di sì. Non è mai esistito. Per la prima volta possiamo riaffermare di essere stati uno Stato-nazione, accettiamo le regole che abbiamo oggi, ma dobbiamo andare in massa a far capire che noi abbiamo una storia diversa. È una storia di lavoro, è una storia di intraprendenza, è una storia di risparmio. Noi vogliamo ritornare a quel tipo di economia, all'economia reale. Ci hanno imposto con l'euro l'economia dei mercati della finanza, l'economia che ci ha portato a questo. Le nostre banche non sono state svuotate dall'incapacità di manager. Per carità, risponderanno, ed è giusto che rispondano, ma è stata svuotata da un contratto firmato dall'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, siamo nel 2011, con 18 banche d'affari internazionali, 2 delle quali italiane, alle quali ha permesso di riempire, di spostare dalle nostre banche, perché la borsa non brucia i soldi, li sposta, di spostare i soldi dalle nostre banche e di riempire le nostre banche di derivati. Lo scrive l'Espresso il 12 febbraio 2017. Questi contratti, i contratti che ha firmato il signor Monti, sono diventati un anno fa, poco più di un anno fa, segreto di Stato. A noi non sta bene. Noi veneti vogliamo ritornare nell'economia reale, quell'economia del lavoro, del risparmio, che ci ha permesso, dal dopoguerra ad oggi, di ricostruire il paese intero. Siamo diventati benestanti, grazie al lavoro, al risparmio, alla solidarietà e alla nostra intraprendenza. Il 22 di ottobre andiamo a riaffermare questi principi. Noi vogliamo ritornare a lavorare, noi vogliamo l'economia reale. Noi siamo veneti, siamo stati per oltre 1000 anni una repubblica fondata sul lavoro, fondata sul risparmio, fondata sulla solidarietà sociale. Un passettino alla volta, se vi siete accorti, hanno tolto il denaro al mondo del lavoro, hanno tolto il diritto ai lavoratori, hanno tolto il diritto alla pensione, hanno tolto il diritto al risparmio, hanno tolto il diritto alla casa. Noi non ci stiamo, noi andiamo a votare, vogliamo la nostra autonomia per decidere della nostra storia, per decidere come vogliamo vivere. Dobbiamo andare in massa e deve essere una votazione di tutti i veneti, perché il nostro governatore, qualsiasi casacca egli abbia, qualsiasi partito rappresenti, deve avere il massimo del peso contrattuale. Deve avere la possibilità di puntare i piedi e solo noi possiamo dargli questo peso, solo partecipando. Chi dice non serve a niente, chi dice è una perdita di tempo, vuole questa sovranità. Noi vogliamo la sovranità nostra, la sovranità della nostra storia, la sovranità dell'economia reale, non la sovranità dei mercati della finanza, che con la parola crisi ci portano via tutto, ci stanno portando via tutto. È una data storica per il futuro nostro e anche per il futuro dello stivale. Quindi il 22, mi raccomando, andiamo a votare in massa. Roberto Ghizzo, Nord-Est Europa, Veneti
liberi nell'Europa dei popoli. 22 ottobre 2017. Referendum sull'autonomia del Veneto. Il quesito sarà: vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? La proposta sottoposta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. L'elettore dovrà presentarsi al seggio indicato nella propria tessera elettorale munito di un documento di riconoscimento valido.